Solidarietà che va a braccio con il divertimento, torna quest'anno la caccia alle uova, sempre nel cuore verde della nostra Catania che è la Villa Bellini, e quest'anno un'edizione dedicata ai bambini dell'ospedale Garibaldi reparto pediatria, con il Curioso Uovo, un uovo di cioccolato e latte che si potrà acquistare la mattina del 19 aprile, dove il ricavato andrà per l'acquisto di giochi e attrezzature. Ovviamente dall'altra parte ho le uova che verranno nascoste quella mattina, sono tante, più di 10.000, e a nasconderle insieme a noi i ragazzi dell'Associazione Futuro 21 che saranno insieme a noi quella mattina. È un'associazione che si occupa dell'inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi con la sindrome di Down, che lavoreranno insieme a noi quella mattina, nasconderanno tutte le uova, quindi sono tante le uova, più di 10.000, servono tanti bambini e tante famiglie. Ovviamente sì ai nostri reparti, ma è un supporto in generale a tutti i bambini, perché il Garibaldi è anche l'azienda ospedaliera della città, il centro della città, ed è a disposizione per queste iniziative che mettono in contatto le persone. Quando le persone sono in contatto trovano sempre il modo migliore di comunicare. L'idea delle uova di Pasqua è un'idea straordinaria che ci permette di lanciare un messaggio di positività non soltanto nei confronti dei bambini, ma anche delle loro famiglie. Sì, giardino storico, il giardino Bellini, il più bello della città, un binomio ambiente e solidarietà che noi sposiamo come amministrazione, quindi un antico gioco che vedrà lì all'opera tanti e tanti ragazzini, speriamo accompagnati dai genitori festanti, e quindi ci auguriamo che questo binomio, appunto, ambiente e solidarietà prosegua con altri eventi sempre nel giardino storico della Villa Bellini, che attualmente è oggetto di una completa rigenerazione e quindi sarà reso ancora più bello rispetto a prima.